Sì, alla BIT di Milano, nello stand della Regione Veneto, abbiamo presentato 2 progetti, Cuore Pedemontana e la prima strada dei birrifici della Pedemontana Veneta, la prima della Regione Veneto, dove troverete 20 birrifici in rete. Con un finanziamento della Camera di Commercio di Vicenza, il turista, il visitatore potrà entrare nei luoghi di produzione della birra e ascoltare quelle che sono le storie dei mastri birrai, che sono ricche di tempo, di passione e di tanta dedizione. Sì, qui quello che abbiamo presentato oggi è un esempio di cosa vuol dire letteralmente avere una provincia in fermento. Una provincia che dopo lo stop della pandemia ha voluto riflettere su se stessa grazie al lavoro di tante persone come tutti i componenti dell'UDG Pedemontana e Colli, che hanno deciso di intraprendere un percorso con le attività economiche, con le imprese del territorio, per rilanciare un prodotto ricco di storia, di cultura, che sa letteralmente del sapore delle nostre terre e che mira a portare nuovi flussi turistici nelle nostre bellissime cittadine e borghi, di quali la nostra provincia veramente ne è piena.